Buongiorno a tutti. Do con piacere il benvenuto in Consiglio regionale a Gianni Dalla Bernardina, Presidente nazionale della Confederazione Agromeccanici, e a tutti i presidenti provinciali e veneti e a quelli dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Oggi è una giornata importante perché presentiamo il progetto di legge che mi ha visto come primo firmatario per l'istituzione dell'Albo degli Agromeccanici. Un progetto di legge che con soddisfazione e con orgoglio parte da Verona, visto che sia il sottoscritto che il presidente Gianni Dalla Bernardina siamo veronesi, e che prevede la semplificazione del percorso di iscrizione all'Albo degli Agromeccanici, perché riteniamo importante qualificare il lavoro di un settore così strategico. Progetto di legge che prevede inoltre l'erogazione di contributi alla categoria degli agromeccanici per quanto riguarda l'acquisto di macchinari e attrezzature e per quanto riguarda la formazione del personale, che riteniamo essere altresì molto importante. Gli agromeccanici sono un comparto sempre più importante e strategico anche e soprattutto di supporto all'agricoltura. Il Veneto, come sappiamo, ha nell'agricoltura un settore importantissimo. In Veneto l'agricoltura fattura 6 miliardi e mezzo di euro con delle eccellenze assolute e possiamo vantare di essere la prima regione per numero di indicazioni geografiche in Italia. Su 800 indicazioni geografiche che ci sono in Italia, ben 100 sono in Veneto. Il ruolo degli agromeccanici è sempre più importante e fondamentale perché mettono a disposizione dell'agricoltura macchinari di ultimissima generazione e di grande valore tecnologico. Questo porta anche un vantaggio in termini di sicurezza sul lavoro, perché sappiamo è una delle questioni più importanti e che ci sta più a cuore, e gli agromeccanici, grazie ai loro mezzi di ultimissima generazione, possono apportare anche sicurezza sul lavoro. Importante perché il ruolo degli agromeccanici, importante anche perché soprattutto in Veneto, in Italia, ma soprattutto in Veneto, vantiamo delle imprese agricole straordinarie, però imprese agricole che sono per lo più di piccole o medie dimensioni. Di conseguenza non potrebbero permettersi macchinari e attrezzature che sono costosissimi, e qui entrano in campo, nel vero senso della parola, gli agromeccanici. Con la legge in essere abbiamo riscontrato con gli uffici delle difficoltà di applicazione dell'albo degli agromeccanici, per cui abbiamo intrapreso il percorso sollecitato dall'associazione di categoria, in primis dal presidente Dalla Bernardina, per cercare di semplificare e sburocratizzare la legge in essere. Io credo che con questo provvedimento, con questo progetto di legge, il Veneto, il Consiglio regionale si dimostra efficace nell'essere ricettivo di quelle che sono le istanze delle nostre imprese, delle imprese nel nostro territorio, che tanto sono importanti per il Veneto, imprese che hanno altresì subito le conseguenze di questo periodo, perché l'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare dei carburanti, ha creato serie difficoltà al settore. Io intanto concludo volendo ringraziare prima di tutto della presenza il Presidente Dalla Bernardina, ringrazio il Consiglio regionale, ringrazio i colleghi che vedo in sala, il collega Giuseppe Pan e la collega Cecchetto, che hanno sottoscritto la legge, ringrazio il nostro gruppo consigliare, il gruppo di lavoro del gruppo consigliare della Lega, Michela Franco e tutta la squadra, Cristina Coppola, che hanno lavorato per la stesura di questo testo. Prego, Grazie. Presidente. Grazie Filippo, grazie Filippo Rigo, ci diamo del tu come consigliere. Oggi è un passaggio importante, che non è un passaggio solo veneto. Vorrei inquadrare un attimo lo scenario per chi non conoscesse l'attività agromeccanica. La superficie media dell'azienda, come diceva prima Filippo Rigo, in Italia è di circa 11 ettari. Vi do un dato, in Francia sono 57 ettari.
chi può lavorare, chi può investire in macchinari innovativi con 11 ettari? Più nessuno. Quindi il 70% mediamente di questa attività è demandata agli agromeccanici. Un ruolo diverso da quello che succede in Europa. È una specificità italiana, però in Italia abbiamo un sacco di beni agricoli perché hanno delle specificità precise. Quindi è nato nel tempo la necessità di avere gli agromeccanici, che in un primo momento sono stati visti un po' in maniera anche difficile. Oggi sempre più il mondo agricolo sta comprendendo, anche le confederazioni più importanti, soprattutto una, che senza agromeccanici non c'è un'agricoltura per l'Italia. All'interno di questo mondo cosa serviva? Serve continuamente farsi riconoscere, serve farsi qualificare. Come diceva giustamente prima Filippo Rigo, non lo dico, noi comunque abbiamo macchine nuove, macchine innovative. Non abbiamo rischi, perché voi sapete benissimo che l'agricoltura molte volte si parla che ci sono dei rischi, mentre il nostro personale è formato, viaggia su macchine di assoluta sicurezza, macchine che continuano ad essere incambiate. Perché serve la legge sull'agromeccanico? Serve perché dobbiamo dare un servizio qualificato, sempre più professionale, che anche l'imprenditore agricolo più normale sappia come riconoscere l'imprenditore agromeccanico più serio, perché è chiaro che si andrà verso anche una definizione dei ruoli, come in tutte le attività imprenditoriali ci saranno imprenditori agromeccanici che faranno strada e altri no. L'importante era qualificarli ed era dare uno strumento. Noi abbiamo un problema nazionale purtroppo, che vedo anche Giuseppe Panchi, ringrazio di essere qui anche per i trascorsi nel confronto. Abbiamo un problema che purtroppo la nostra testa che respira è nell'artigianato, non lo so perché. Dovete pensare che i dipendenti sono inquadrati nel settore agricolo, come previdenza. Noi usiamo gasolio agricolo, il nostro codice Ateco 0161 agricoltura servizi, tanto che nel periodo Covid siamo stati quelli che hanno lavorato di più, vero? Abbiamo avuto anche noi, purtroppo lo dico con rammarico, i nostri morti, oltretutto perché è stato devastante. C'è questo problema della testa nel mondo artigianale, non so come ci siamo finiti, che non ci permette di essere inquadrati in un'attività agricola, a sostegno dell'agricoltura, per avere quegli aiuti, PAC, così, per gli investimenti delle aziende. Dovete pensare che un'azienda agromeccanica oggi investe 400-500 mila euro su una macchina, ma pensate solo ai giovani. Come possiamo portare i giovani, che sono i più svegli da un punto di vista attivo, a investire in attività agromeccanica se non hanno un sostegno sul rischio imprenditoriale? In questo quadro si inserisce questo riconoscimento, perché noi stiamo mettendo vari tasselli per far capire al mondo, soprattutto politico, e io ringrazio veramente perché la politica qui ci ha riconosciuto questo ruolo. Non siamo, lo dico chiaramente, portatori di voti, perché non siamo tantissimi, 18.000 aziende a livello nazionale, però siamo quelli che possono garantire all'agricoltura italiana una certificazione, una qualità. Un'agricoltura italiana che è sotto attacco, perché quando io sento che i prodotti, che l'agricoltura inquina, che l'agricoltura fa male, forse dovremmo abbandonare i terreni tutti e vedremo cosa succederà con i terreni. Quindi qualificare l'attività agromeccanica, dare questo riconoscimento è importante per mettere un altro paletto. Qui ci sono i rappresentanti della Confederazione Lombarda e della Confederazione Emiliano-Romagnola che sono partiti prima di noi, quindi questa regione va ad aggiungersi a uno scenario molto importante perché cominciano ad essere 3 regioni fondamentali e va a inserirsi in un ragionamento nazionale che stiamo facendo con il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato perché protocollare un disegno di legge che recepisca questi temi che vada avanti. Questo sempre di più per convincere la strada di portare l'imprenditore agromeccanico all'interno del mondo agricolo, con le regole che si vuole darsi, e questo è il nostro primo obiettivo, perché a questo punto potremo anche aiutare le aziende, aiutare chi fa investimenti, aiutare i giovani. Questo tassello dell'attività va riconosciuto a voi, siete stati al di là della conoscenza personale, ho visto quanto ci avete creduto, vi ringraziamo, vi testimoniamo qui perché qui c'è Gianni Rato, Alfredo presidente regionale, Marco Sitta segretario, ci sono i presidenti di tutte le province per significare quanto per noi è importante questo ruolo e quanto è importante quando si pensa all'agricoltura di pensare all'attività agromeccanica, perché l'agricoltura italiana senza l'attività agromeccanica non ha sviluppo, non ha potere, non ce la fa. Ci saranno imprenditori agricoli che diventeranno
contoterzisti o agromeccanici, e ci saranno agromeccanici che lo sono già, che diventeranno ancora più professionali. Però è un tassello fondamentale, importante. Filippo, io ti ringrazio, perché è una legge, tra l'altro, che era ferma qui dal 2014, che siamo riusciti a riprendere e portare nel nostro. Però l'invito che faccio anche a voi, alla politica, come è stata in questo momento vicina con l'approvazione di questa legge, è anche quella di pensare sempre che l'agricoltura italiana non avrà una specificità precisa senza le regole che guardano il mondo agromeccanico. Oggi voi avete messo un tassello importante che sicuramente agevolerà me e le altre a portarlo avanti anche a livello nazionale. Di questo vi ringrazio. Grazie Presidente, e io inviterei per un saluto i rappresentanti della Confederazione Agromeccanici di Emilia Romagna e Lombardia, e farei fare una conclusione a Giuseppe Pan, che prima da assessore, ora da capogruppo, ha sempre sostenuto le istanze della categoria. Michele Pedriali, vicepresidente nazionale e segretario dell'Emilia Romagna. Vi ringrazio, sono molto contento di essere presente qui in un momento fondamentale per la nostra associazione sia nazionale che qui in Veneto, proprio per questo traguardo che ci permette di mettere un ulteriore paletto a fronte dell'importanza che la nostra categoria ha sempre di più nella centralità dello sviluppo dell'agricoltura. Parole come agricoltura 4.0, innovazione, basso impatto ambientale, sostenibilità, oggi spesso sono slogan. Le aziende agromeccaniche, le nostre imprese, invece hanno la possibilità ogni giorno, nella loro attività concreta, sul lavoro nelle aziende agricole, di poter qualificare le stesse, permettere uno sviluppo e permettere un'innovazione a 360 gradi in tutta una serie di aziende che non potrebbero permetterselo direttamente. Quindi il tassello che è stato messo oggi in Veneto diventa fondamentale proprio per arrivare, come diceva il Presidente, a quello che è un discorso nazionale che ci permetta di dare sviluppo ulteriore all'agricoltura italiana. Grazie. Grazie a lei. Buongiorno, sono Zuccari Fabrizio e sono il coordinatore di Regione Lombardia. Anch'io sono qui onorato veramente di far parte di un nuovo tassello di un'altra regione che ha voluto istituire l'albo delle imprese agromeccaniche. Lombardia è partita nel 2008 con l'istituzione dell'albo delle imprese agromeccaniche, anche se ci è voluto comunque una legislatura di ben 3 anni per poi definirlo e poi metterlo in applicazione. È un'opera qualificante per le imprese agromeccaniche, permette di aggregare quelle che sono le innumerevoli imprese agricole al fine di migliorare effettivamente, di avere un passo in più tecnologicamente per il mondo agricolo. Regione Lombardia ha stanziato già nel 2021 e 2022 e 2023, nell'ambito dei 3 anni, 5 milioni di euro per il miglioramento e quindi per migliorare l'impatto ambientale delle imprese agromeccaniche e delle lavorazioni che fanno, istituendo un contributo per permettere ad esempio di migliorare l'aria, che sapete in Regione Lombardia è particolarmente grave, e quindi di permettere l'interramento dei reflui e quindi di migliorare quella che è la condizione ambientale delle imprese agricole, con bassissimo impatto ambientale e con tecnologie avanzate. Ecco, questo è uno degli obiettivi, questo è un riconoscimento, questo è un dare aggregazione alle imprese agromeccaniche e far sì che le imprese agromeccaniche, quelle che sono poche, ma che comunque danno un servizio a 360 gradi e possono far migliorare l'agricoltura. Quindi ringrazio anche Regione Veneto per aver intrapreso questa strada e con l'augurio che anche tutto il territorio italiano alla fine con una legge nazionale possa capire l'importanza di questo obiettivo. Grazie.
Grazie a lei. È importante che ha ricordato anche la questione che riguarda la sostenibilità, no? Perché attrezzature all'avanguardia, macchinari di ultimissima generazione vuol dire anche un basso impatto ambientale e una maggior sostenibilità. Quindi insomma un progetto di legge che vede le regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto finalmente al pari, affiancate per intraprendere un percorso anche a livello nazionale. Giuseppe Pan, a lei la chiusura. Posso dire dopo una cosa? Sì, subito. No, volevo, grazie, prima anticipando, non l'ho detto, mi sono un po' dimenticato, ma per dire l'importanza della riunione di oggi, qui ci sono i vertici della CAI nazionale. Al di là del mio ruolo è venuto il vicepresidente nazionale e Fabrizio Zuccalli che è membro di giunta, quindi la parte importante della giunta nazionale è qui, oltre a tutti i presidenti provinciali e a quello regionale. Quindi è un consesso di pochi uomini ma veramente di peso importante. E vorrei concludere per ringraziare la politica, specificatamente l'avete tutto del Presidente Zaia, a chi è seduto che non conosco, e di chiedere scusa anche per tutte le volte che ho tirato la giacchetta in maniera anche impropria, un po' violenta a Filippo Rigo, però devo dire che grazie anche all'aiuto del segretario e tutto il risultato è stato raggiunto. No, anche da questo punto di vista c'è stata sostenibilità. Prego, consigliere Pan. A me toccano le conclusioni, intanto ringrazio tutti voi per la vostra presenza, in particolare Gianni della Bernardina che ci lega lunga amicizia quando ero assessore, ma anche tutti i rappresentanti nazionali e delle province e delle altre regioni. Non è un caso che Veneto, Lombardia e Emilia Romagna facciano squadra su questo tema, perché poi è un tema legato in particolare anche alla pianura padana e all'agricoltura della pianura padana, perché poi se pensiamo cosa eravamo, no? Qualche secolo fa, qualche decennio fa, la nostra agricoltura, che è un'agricoltura tradizionale, si è trasformata poi in un'agricoltura specializzata, intensiva. Noi siamo i figli dell'agricoltura intensiva, quindi il mais, la soia, che poi sono stati un po' squalificati negli ultimi anni perché sembrava che non dovessimo o non dobbiamo più fare queste cose, no? Insieme naturalmente al latte e all'allevamento. Ma invece ci siamo accorti che con tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, tutto questo diventa strategico, diventa il primario, comincia a essere strategico, quindi se l'è accorto anche qualcuno a Roma, fortunatamente adesso no, sembrerebbe. E quindi questo tema delle imprese agromeccaniche è un tema importante, perché è stato già detto da voi e non lo ripeto, il servizio che voi fate alle imprese agricole, che sono piccole. Noi abbiamo, rispetto agli altri paesi mondiali, microimprese agricole, anche se quelle più grandi, mi viene in mente quella più grande in Veneto sul delta del Po di 5.000 ettari, cos'è? Ecco, però sono piccole rispetto al mondo, no? E quindi il tema che io vedo nel futuro anche della nostra pianura, nelle nostre agricolture, è che c'è un costante abbandono dovuto al frazionamento comunque degli appezzamenti, delle proprietà dovute attualmente ai cambiamenti anche a livello culturale e familiare. E quindi ci troveremo un futuro con tanto terreno di proprietà a volte di chi di agricoltura non vuole interessarsi e che non può interessarsi perché fa altri mestieri, e che, viva Dio, dovremmo in qualche maniera coltivare, perché non si può abbandonare, lasciare incolto, no? E quindi uno dei ruoli che io vedo anche vostro è proprio quello, e qui ci vorrà una legislazione nazionale sugli affitti, cioè trovare delle soluzioni in questo, te lo dico già da un diverso tempo, anche della gestione di questi terreni. E questa è una cosa che io vedo. Seconda cosa è i contributi della PAC. Poi Gianni è stato scivoloso perché non vuole pestare i piedi a qualcuno, no? Però io lo posso dire, queste gelosie tra categorie agricole, no? Che fanno sì che magari a qualcuno stia bene che voi siete imprese artigiane, no?
perché hanno paura di perdere i soldini dei piani di sviluppo rurale, dei contributi. Sbagliato perché tanto siete, rispetto alle centinaia di migliaia di imprese, 18.000 imprese, tra l'altro tanti sono già 3/4 agricoltori, non si ruba in casa a nessuno, no? Quindi possiamo dire a chi ha paura di questo, anzi, cioè c'è uno sviluppo appunto sulla sostenibilità, sull'ammodernamento dei macchinari, ma anche sull'attività, e quindi io non vedo il problema. Quindi è una legge nazionale, io esorto il collega Rigo di spedirla ai nostri, ne abbiamo pochi giù a Roma che si diano da fare, ecco, su questo tema, al di là dei tiramenti di giacca di uno e l'altro e quest'altro, no? Li metto tutti e tre, così ci siamo già capiti. E quindi sicuramente vedo uno sviluppo importante. Questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché il punto di arrivo è quello. Perché ce l'avete già detto voi, non lo ripeto, e quindi avanti tutta e buona fortuna. Grazie, vedo che se posso dire una cosa, Prego. da profondo conoscitore del settore è andato anche oltre la mia scivolata, però è corretto, grazie. Grazie, concludiamo qui. Grazie al collega Pan che per la sua esperienza credo che abbia centrato i punti fondamentali di questa nuova legge e delle istanze della categoria. Grazie di nuovo al Presidente nazionale Gialli della Bernardina, a tutti i Presidenti regionali per essere intervenuti, e buon lavoro, che sia l'inizio, insomma, di un percorso ancora più importante. Grazie.